Bene, vedo una folta schiera di persone, fa piacere. Questa è la seconda serata della manifestazione, diciamo. È la prima in cui entriamo un attimino nel vivo della manifestazione. Vi ringrazio per la presenza, perché fa sempre piacere vedere tanta gente, grazie alla quale queste iniziative possono avere luogo e andare avanti negli anni. Questa sera, non lo so, mi hanno raccomandato un gruppo, siccome mi ha raccomandato una persona cara, sono andato sulla fiducia. Nel caso in cucina sono avanzati dei pomodori, se volete lanciarli dopo che io scendo dal palco, però va bene, ora lascio la parola a loro. Vi ricordo che più tardi ci sarà l'estrazione della lotteria. Vi presento i Silvan Cats Band. Grazie Walter, non ti deludere, il pomodoro usa per le sue domani. Allora, prima di tutto, visto che qua ci hanno già accusato gli isolani di dire avevano questi, che cavolo sono, manco parlano anche in sardo, volevo fare un saluto in sardo. Beni Beniusu, buona festa a Totò sui Sardus. E ai Sardicus de Sassadegna. Adesso abbiamo però le generazioni future, sperando che seguano le nostre orme un po' meglio, che vorrebbero salutare, visto che siamo un po' internazionali, in inglese. Allora, aspetta che gestisco i microfoni. Scusate le spalle. Ok? Pronti? Bravi. Volete stare qua su per la mia canzone? No? Ah no, anche no. Infatti c'è il chitarrista che c'ha un attimo la pedaliera per quello. Siamo bene. Salutiamo anche il presidente del nostro Official Fan Club, ed è veramente fan, cazzo, ha preso il nome guardando lui, quindi di Giovanni, saluti. Grande. Bene, allora iniziamo, siamo una band molto cattiva. Sì, cattivissima. Quindi non vi aspettate le solite cose che vi ho fatto a Natale,
dobbiamo abbassare un po' il tono, sì, un po'. Sai che dici Paolo? Sì. E dice il maialino che sta tornando, sta facendo a botte con Mauro Verdi. Io ho voluto dormire che non tiene a parte, la butta fuori. Volevo dire che, scusate, aspettate un attimo. Pronto? Lorenzo, che cazzo te l'ho detto, non fare il concerto il 20, cioè non è colpa mia se c'è lo stato di sensi in prima metà, la gente non è qui, hai detto vieni, vabbè, non devo parlare più, vabbè, non mi parlare più, vabbè, va bene, grazie, ciao, scusate, io ho detto non fare il concerto lo stesso giorno, perché sennò c'è chi viene a vedere, siamo una banda di deficienti, questo lo possiamo dire. Siamo? La mamma c'è? Bene. Sento una cattiveria da dentro che sa. Siamo proprio, cioè secondo me adesso ragazzi, è proprio l'ora di nascere proprio cattivi, cioè. Quasi che rinasce. Oh guardate che cioè, se saltate un attimo, non è che a Jonas si incazza che non vogliamo i pagamenti, anche le panche tengono su quelle dell'Oktoberfest, quindi non c'è problema. Vabbè, va. Questa canzone l'abbiamo provata oggi pomeriggio, non c'è riuscita, la proviamo ancora.
Scusate, vorremmo i due fratelli Argiola sul palco, secondo. Fratelli Argiola, che vi nascondete, fratelli Argiola, Walter il Mago e Fabrizio pure. Allora, intanto che aspettiamo i fratelli Argiola. Ecco, vieni. Qua, su forza. Adesso Domingo vi spiega un gioco che facciamo tutti insieme sul prossimo pezzo. Esatto, bravo, me l'ero dimenticato. Bravo. Non avevo tempi e per quello ho un microfono. Allora, un fratello qua, un fratello qua. Ieri alla persona io dicevo il microfono. Questa è una canzone cattivissima, siccome il cantante cioè, deve tirare fino alla fine, allora abbiamo bisogno di un supporto. Sì, sì, c'è. Ci sei? Dov'è il pezzo? No, Ah, il titolo originale. praticamente la canzone a un certo punto fa "Oh!" Cavallo. No, non è quello. La canzone fa leggo, Chelsea Star. Quindi fa Chelsea Star, oh, nothing's free.
Allora, qui c'è un punto. Avanti, voi siete a 20 metri di distanza, qui io non cambio niente, venite qua e basta. Quando non ce le vuole magliette vanno a finire qua sotto, e poi si ammazzano. Valentina, Va bene, si emoziona. Allora, voi dovete, a un certo punto c'è una canzone, fa "Ma son pronto". Qualcuno la conosce, cioè i vecchi come noi possono la conoscere, forse i giovani come no. Fa "Ma son pronto". E poi 1, 2, 3, e voi dovreste dire, perché non ci arriva con la voce, "E libertà". Ce la fate? Proviamo, facciamo una prova. Sono pronto. Ok? Sì, come no? Vabbè, va, facciamo Emilia Romagna mia la prossima volta. Vai, maestro, fatti 4. avete finito di mangiare? Sono qui, non c'è niente. Comunque mi difendo, non mi arrendo. La verità è un fuoco freddo. È nato qui, vivo non credo a te, credo a te. Ci siamo dimenticati della sorella della spaccatura. Brava Vale, brava. Oh, è tutto l'anno che si ascolta. Io arrivo in azienda al corridoio non c'è niente da lavora perché fanno cazzo, quindi cioè fanno cazzo, come dovrebbe essere da fare. E ogni volta c'è "Sono pronto", e basta questa canzone, però non è che non è per forza. Comunque c'è una che ci è rimasta male, la facciamo una parte a cappella perché sennò. Dai, almeno l'incipit. Cappella? Allora, proviamo a cappella. 1, 2, 3. Che freddo!
Chi? Il no, ragazzi scusate, ci sono mestieri che vanno in estinzione, è venuto una persona a trovarmi da lontano, ha preso un aereo da Avon City. Signori, il ferratore di conigli da corsa, lui ferra i conigli da corsa, Piero. Oh, è vero, me l'ha raccontato, me l'ha fatto anche vedere. Sono contento, quanto è costato l'aereo? Nel City? Anche io. Va bene. Secondo me non dovevano finire la cena, adesso sono troppo pesanti e non salta. No, sto diventando cieco, sto sudando un maiale e mi siete
esatto. Ovviamente potete anche cantare, non costa niente. Si distrugge
basso, ma suona il prolungamento del mio organo genitale. È vero. Signori, la musica qui la sa davvero? Il bassista anche lui con sono tutti bravissimi come cantante. Signori, Matteo Grisetti! Va bene. Allora, iniziamo l'estrazione. Devo estrarre l'estrattore per estrarre il biglietto o a caso? A caso, dai. Quanti premi abbiamo, Verona? Sono 7 premi. 7. Importanti. Allora, i nostri estrattori, vediamo loro il nome, come ti chiami? Martina. Facciamo un applauso ai nostri bambini. Ne arriva un altro, attenzione. Ci sono tanti bambini stasera, è bella questa cosa. Tu come ti chiami? È timido, magari
il premio numero 7 va al possessore del biglietto numero 182, 182. 182. Dov'è il vincitore del settimo premio? 182. 182. 182. Eccolo qua! Sotto il palco, prego, c'è la verità che le consegnerà il premio. Viene la verità o da parte, vediamo. Bene, passiamo al premio numero 6. Numero 6 vince un bellissimo orologio da parete. Ma quei disciplinati dite non ci lasciano fare la lotteria. Il vincitore del premio numero 6 è il numero 134. 134, 134. Dov'è il signor 134? 134. Premio numero 6, numero 134. 134 e 1, 134 e 2, 134 e 3. Non c'è. Riserviamo il premio per il possessore del biglietto che verrà arrivato. Passiamo quindi al premio numero 5. Chi è? Il premio numero 5 è un bellissimo cestino di alimentari sardi. Abbiamo un bimbo più piccolo da strada. Il premio numero 5 va al possessore del biglietto numero 167. 167. Il possessore del numero 167, pagato di venire a prendere il premio. 1671, 1672, 1673. Noi teniamo da parte, verrà arrivato. Abbiamo una prima sfida, che partito. Poi ti darò una prima sfida di fare il primo premio. Premio numero 4. 2 pizze da sport alla RAL. Ristorante, pizzeria e pastis di Cerello. Lo conosco vagamente. Bene, il premio numero 4 va al possessore del biglietto 105, 105, 1051, 1052, eccola! Venite, signor premio.
secondo premio. C'è una prima, non c'è più. Allora, il secondo premio Allora, secondo premio, anche quello bellissimo, è sempre un cestino con i prodotti alimentari salvi. Ti direi buonissimi. Beato chi li mangerà. Vediamo che vincitore. Vai, tiro per il portiere che va un po' fuori. 147 euro. Allora, il secondo premio va al possessore del biglietto. Scusate, ma l'ora è ubriaca. Manca solo un minuto. Allora, il secondo premio va al possessore del numero 112, 112. 100, ecco la vincitrice. Era già pronta. Eri già pronta. Non sei sentiva le premiate. Scusate, dov'è la curva sud? Curva sud! Ok. Adesso c'è il primo premio, quindi diciamo innanzitutto cos'è. Allora, il primo premio direi che è uno dei premi più belli, che è quello di una cena, un pranzo, comunque un buono per 3 persone, sempre un menù saldo, al ristorante Il Pastis di Certo. Scusate, curva sud, facciamo un attimino un... Potremmo fare le piccoline. In base alla durata del O constateremo il livello del corpo. Quindi cercate di durare. È stato un calo di tensione nel primo sito. Il vincitore del primo premio va al possessore del biglietto numero 176 176 176 e 1 176 e 2 176 e 2 e mezzo. Vabbè, vedo il vincitore del primo premio. No, non deve dire. Ecco, Sanpei, un applauso a Sanpei che ha vinto il primo premio. E vedi che controllo. Controlliamo il numero. Il vincitore è pregato di recarsi